Salve e bentornati al TG della Riserva di Biosfera. Continua a Sintesa il progetto del Comune di Lodèe e CEAS Montalbo. In questa prima fase è stato dato un ampio spazio ad un percorso didattico laboratoriale, in cui i ragazzi hanno avuto così modo di capire la realtà circostante, partendo dalla conoscenza di sé e i valori del proprio corpo, mediante anche esperienze sensoriali e manipolative, che hanno permesso loro di esplorare la realtà che li circonda e di toccarla con mano. Da sottolineare è anche l'utilizzo della lingua sarda, che è riconosciuta con un bene immateriale dell'UNESCO. Risulta essere un quid ulteriore che dà la possibilità ai ragazzi di conoscere maggiormente il proprio territorio. I toponimi e i loro significati, i nomi in sardo delle piante e degli oggetti tradizionali, il senso dei proverbi legati all'ambiente e al territorio, li spinge ad apprezzare e amare ulteriormente la propria terra. Nei giorni scorsi gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Lodèe hanno incontrato l'eclettico artigiano lodeino Carlo Sanna, noto Carluccio, che ha illustrato loro la nascita di una passione nata nell'infanzia e coltivata in età adulta, e i segreti della lavorazione del sughero, del legno, dell'intreccio e della pelle. Non sono mancati i momenti di lavoro manuale, con i partecipanti intenti a costruire manufatti per sperimentare in presa diretta la creazione di oggetti artigianali. Vediamo ora il servizio, linea ai nostri inviati. Calescita, io sono Carluzzo, ve lo vedo, e mi diverto a fare queste cose adesso, manualmente, artigianalmente, e tutte cose che ho imparato da tempo sono state minore, pastore, metà scuola. Poi in seguito, così che imparare a fare il cestino di medolini. Invece se anticamente teniamo, abbiamo, sono proprio tradizionali, sono un gusto, sono di canna, sale che è sorrioso, o zastro, olivastro che non lo prometto, o zastro e sale. Si inizia a essere di yungu, multa, eccetera. Questo sono tradizionali, non sono lodino, di centinaia e centinaia di anni fa. Perché questa passione? Questa passione mi è nascita da minori, che si visitavano in campagna, si battevano biti bravo, mi ha fatto certe cose. E poi ho preso da esso, per esempio, la sintaxe, la pizza. Non per cercare la minocca e nei nocca. Come è possibile? Come? Arrivata a questo livello, ora la come ridere. L'ho preparata una amica, per esempio, 3 gambas, 3 gambas, 3 non so che. Allora, si inizia a dire, questo subito deve entrare in nocca, questo più o meno la tesi compagna. E quanti ne fa al giorno? E non è che li faccio, come me li ordinano. Questo lo usiamo, i suoi squilli, a ponere, chi lo conoscete, la parola sulla teschera? Bravo, bravo. Questo si nata, nessuno riesce a sinare. Lei conta? Barile. La zillesi che però questo è sul barile di sapa in campagna, questo lo usiamo proprio, sono massaio e sono pastori. Una borraccia. Il suo quile, in mancanza di prato, fai questo. E no che non vi poniamo sulla teschera, verifichiamo sul pane e poi che quello corretto, questo è stato su curro e su maso, serve. Questi due sono in pane. Quello per La lana. per la lana, per i maglioni. Per i maglioni. Sì, non scrivete zinare. Questo è suso. E questa è zinata sacro nuca. E noi abbiamo bolicare. Zalana graminata, bella, fine, pulita, salana graminata, imbolicata, cucinata sacro nome. Dai noca parte di salana a questo ganzello e la femmina ne che andiamo a questa cosa
e metta gente, mi narrano, e le tenete voi di pazienza, io ho detto pazienza, e tempo. Io manco le rispondo, non ve le rispondo, e sacco solo di voi. Noi scusi che contano. Che ti conta, dai? La passione. Bravo. È tutto per questa edizione del TG della Riserva di Biosfera. Da parte nostra la più cordiale giornata.